Condizionata sul miglio per cavalli di 5-6 anni, che è anche il centrale del pomeriggio bolognese. Sul miglio sono in 10, 1 Broni del Sauro, 2 Biccapar, 3 Canter Kronos, 4 Camelot Call, 5 Click Starlight, 6 Cruso dei Greppi, seconda linea 7 Belgnaro Lusi, 8 Capitan Cash LP, 9 Cornelia OP, 10 Country Giall. Favore in chiusura per Capitan Cash LP, numero 8 Marco Stefani. Partiti l'errore di Click Starlight, lascia via libera così a Camelot Call, che si avvantaggia su Cruso dei Greppi, mentre è rimasto al palo praticamente Belgnaro Lussi. Numero 5, Insiste Click Cruso dei Starlight, Greppi, attacca con squalificato. estrema decisione Camelot Call, che si difende per 200 metri, poi deve lasciar sfilare l'avversario che passa con parziale molto sostenuto in 14-2 e prende subito il largo. Terza posizione Biccapar, poi gli altri 400 metri iniziali completati in 29 secchi da parte del battistrada Cruso dei Greppi. Vediamo la progressione esterna da parte di Big Capar, mentre Canter Kronos è in terza posizione, all'esterno anche Capitan Cash LP. E intanto il battistrada Cruso dei Greppi va a completare i primi 800 metri in 58,5. Affronta la penultima piegata. Sempre in vantaggio contro Camelot Call, all'esterno si impegna Big Capar. Poi il tentativo in terza ruota di Capitan Cash LP, intanto il chilometro in 1,14,3. Sempre Cruso dei Greppi in vantaggio, lo scatto a questo punto di Capitan Cash LP, che avanza in terza ruota a 500 dalla conclusione, va su, tenta di portarsi su Cruso dei Greppi, mentre avanza deciso anche Country Giall dalle retrovie. Country Giall in terza e quarta ruota va su Capitan Cash LP, mentre avanti a tutti è sempre Cruso dei Greppi. Completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo, si presenta in vantaggio Cruso dei Greppi. Incisivo a centropista Country Giall, Cruso dei Greppi si difende nel finale. Cruso dei Greppi sul palo, salva ancora qualcosa da Country Giall, mentre per il terzo è difficile, ma anche per il primo naturalmente, perché i due cavalli sono arrivati praticamente sulla stessa linea, vedete in calo. Cruso dei Greppi finisce fortissimo, Country Giall, il palo però è vicino. Andiamo a vedere sul traguardo, impressione che ancora Cruso dei Greppi si salvi, ma naturalmente è un bel arrivo, molto stretto, mentre per il terzo la nostra impressione è che Capitan Cash LP riesca ancora a precedere Big Capar, ma ci sarà da attendere la foto per il primo e per il terzo posto.